Beh, diciamo che il genere letterario del racconto è un genere molto particolare e poco diffuso ed è strano che nel Veneto si concentrino forse i due più importanti premi letterari dedicati al racconto che esistono in Italia, che sono il Premio Settembrini, che è gestito direttamente dalla Regione del Veneto e che si riferisce a opere edite. E invece questo premio Trichiana di un piccolo paesino delle nostre montagne, ma grande dal punto di vista culturale, che invece promuove il racconto inedito e quindi promuove diciamo, la scrittura creativa, che è una cosa molto importante. Ecco, l'occasione dei 20 anni del premio Trichiana ci ha fatto pensare che potevamo creare quel momento di collegamento tra i due premi che permetta di far crescere certamente quello di Trichiana, ma anche di creare nuova vivacità per il premio Settembrini. Io credo che in questo caso la Regione veramente colga l'occasione per valorizzare quello che il proprio territorio autonomamente sa produrre. Lo valorizza, lo fa proprio e lo fa anche conoscere a livello nazionale e fuori.